calcio guarda oltre il presente e punta già al futuro con la speranza e la possibilità di vedere i tifosi come parte integrante della propria ripartenza e all'interno degli stadi già in quest'estate. Chiaramente non al 100% delle capienze degli impianti, ma almeno una parte. Dalla Polonia alla Serbia, dalla Russia alla Spagna. Dopo aver fissato la ripartenza dei vari tornei nazionali, si lavora oggi per far tornare gli stadi luoghi di una comunità che per 3 mesi ha convissuto con l'astinenza forzata. Ovviamente lo scenario condiviso è il distanziamento sociale, la sanificazione degli impianti e la capienza ridotta oltre all'accesso termoregolato. Per esempio il campionato polacco è partito venerdì. Il 19 giugno riaprirà parzialmente gli stadi con una quota spettatori limitata al 25% della capacità complessiva di ogni impianto. L'accordo è stato trovato tra la federazione e il governo. La Premier League, ovvero il campionato russo, partirà il 21 giugno, praticamente in concomitanza con la nostra Serie A. La locale agenzia per la tutela della salute ha autorizzato l'ingresso negli stadi, ma solo fino al 10% della capienza. La Serie A osserva e studia in attesa di ripartire e magari più avanti farlo anche con i tifosi. Il Barcellona è pronto a puntare Fabian Ruiz se l'affare Miralem Pjanic non dovesse andare in porto. Secondo quanto riportato domenica mattina dal Mundo Deportivo, infatti è certo che il centrocampista del Napoli non rinnoverà il suo contratto con la società partenopea ed ora l'ex Betis è conteso dai Blaugrana ma anche dal Real Madrid che lo segue da tempo. Secondo il giornale spagnolo, se la proposta di rinnovo avanzata dal club azzurro non sarà accettata, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, fisserà in 60 milioni di euro la cifra per cedere il giocatore, una somma che però, sottolinea Mundo Deportivo, il Barcellona non ha intenzione di pagare. Il coronavirus ha avuto un forte impatto sul calcio nazionale e internazionale e Gravina ne è ben consapevole. Il giorno più difficile è stato quando la Francia ha deciso di fermare il campionato. Abbiamo mantenuto la barra dritta e siamo andati avanti ottenendo un risultato importante, ha dichiarato il presidente della FIGC a Radio 24, che ora pensa al futuro e all'eventualità di uno stop permanente. L'algoritmo è un calcolo matematico messo a disposizione per una valutazione che tiene conto delle partite in casa e fuori, dei gol fatti e subiti, anche gli inglesi lo useranno. È un modo per dare un principio di equità alla classifica che deve essere ponderata nel caso di uno stop, ma sono ottimista e credo che il campionato non dovrebbe avere grandi sussulti e arrivare fino alla fine, ha concluso Gravina. La situazione globale di pandemia continua ad avere ricadute pesanti anche sul mondo dello sport. Saranno molti i settori sportivi in cui il virus lascerà traccia indelebile, obbligando, forse in alcuni casi, a rivedere logiche economiche difficilmente sostenibili in futuro. In questo scenario si inserisce la revisione quasi profetica del regolamento e dei budget dei team di Formula 1. Cambi di regolamento che avevano fatto fioccare le indiscrezioni riguardo un possibile ritiro dal circus da parte della Mercedes, uno dei maggiori protagonisti, soprattutto negli ultimi anni, da quando i suoi propulsori ibridi dominano il lungo e il largo. Le speculazioni su un potenziale ritiro dalla Formula 1 continuano ad essere infondate e irresponsabili, chiarisce la casa tedesca, allontanando così le voci che parlano di un imminente inserimento nella proprietà di Lawrence Stroll, attuale proprietario della Racing Point, che dal prossimo anno assumerà il nome di Aston Martin. Nessun cambiamento quindi, almeno stando alle indiscrezioni rilasciate dalla casa.